Questa è la storia di Venezia, seconda parte dall'812 al 900. Nell'812 Agnello Partecipazio, eletto doge, trasferisce la capitale da Metamauco a Rialto, che diventa la nuova sede del governo. Rialto si trovava in una posizione più centrale e strategica e offriva una maggiore protezione dalle minacce esterne. Dopo i palazzi di Eraclio e Metamauco, qui viene costruito il terzo palazzo ducale, con l'aspetto di un castello. Nell'827 succede ad Agnello il figlio Giustiniano II e per prima cosa risponde all'imperatore d'Oriente Michele II che chiedeva aiuto militare per un intervento contro i Saraceni in Sicilia, fatto che rappresentava un riconoscimento della forza militare della nascente Venezia. Il successo della spedizione aumentò di molto il prestigio dei Partecipazio. Però Giustiniano II non viene invitato al Concilio di Mantova dall'imperatore del Sacro Romano Impero Lotario, che aveva ottenuto il ripristino del primato del patriarcato di Aquileia su quello di Grado, e quindi sull'intera Chiesa veneziana, minacciandone la sottomissione e la riunificazione. Nell'828 due mercanti veneziani arrivarono a Venezia con le reliquie di San Marco, trafugate da Alessandria d'Egitto. Questo evento è di grande importanza per la storia di Venezia, perché San Marco diventa patrono della città e viene annullata la riunificazione di Lotario. Giovanni I Partecipazio, fratello di Giustiniano, diventa doge nell'828 e dopo aver sconfitto l'ex doge Belerio, tornato per riprendere il potere e aver soppresso la ribellione del tribuno Caroso, riesce ad assistere alla consacrazione della prima basilica di San Marco. La decisione di venire a patti con i pirati slavi però provoca una nuova rivolta, che fa perdere potere ai Partecipazio e porta all'elezione di Pietro Tradronico. Il Ducato di Venezia, pur rimanendo sotto l'impero bizantino, acquista sempre maggiore autonomia e nell'840 promulga accordi con il Sacro Romano Impero con il Pactum Lotari. In questo periodo si sviluppa il sistema di famiglie patrizie in concorrenza per il potere, nucleo della futura oligarchia mercantile a capo dello Stato. Nell'842 la flotta veneziana viene sconfitta dai Saraceni nei pressi di Sansego e tra l'855 e l'880 la zecca veneziana prende forma e incomincia a battere moneta. Nell'864 Pietro Tradronico viene assassinato e i Partecipazio tornano al potere con le elezioni di Orso I, che sconfigge i Saraceni a Taranto nell'867. Rinforza poi le relazioni con Bisanzio sposando una nipote dell'imperatore Basilio I e assicura la successione di suo figlio Giovanni II Partecipazio, che nell'881 eredita il ducato. Giovanni II tenta di controllare il crescente potere commerciale di Comacchio, chiedendo al Papa di nominare come conte di Comacchio suo fratello Badoario, che viene però ucciso lungo il viaggio per Roma da Marino, il legittimo conte. Giovanni II reagisce allora nell'883 assaltando e distruggendo Comacchio, restituendola poi fortemente ridimensionata al Papa. Nell'887, senza erede e malato, Giovanni II abdica e la scelta del doge viene affidata all'Assemblea Popolare, la Concio. Viene eletto nuovo doge Pietro I Candiano, che è il primo doge a morire in battaglia. Morì pochi mesi dopo l'elezione in una battaglia navale contro gli Slavi. Riprende per breve tempo il potere Giovanni II, per poi passare l'incarico al nuovo doge eletto Pietro Tribuno nell'888. Nel Novecento Venezia viene invasa dagli Ungari, un popolo nomade che proveniva dall'Asia centrale, che aveva invaso il Sacro Romano Impero sconfiggendo l'imperatore Berengario, minacciando l'Italia settentrionale. Il doge Pietro Tribuno guida la resistenza veneziana contro gli Ungari, rafforzando le difese della laguna e sconfiggendo gli invasori. Per la vittoria il doge viene lodato da Berengario e ricompensato con titoli dall'imperatore bizantino Leone VI.